Ci prepariamo alla seconda corsa di questo 29° convegno 2026 quale Ippodromo Marco Veggio. La corsa è il premio Natale Nicola, una dotazione di 5.500 euro da corsa riservata a cavalli europei di 3 anni non vincitori di 1.000 euro nella carriera. Corsa con l'autostart sul miglio andiamo a leggere il campo dei partenti che è stato ridotto di 2 unità, erano 12, sono rimasti 10 per il ritiro del numero 6 Isabel Rubio e del numero 7 Inox Gad che non fanno parte quindi di questa corsa. Con il numero 1 abbiamo Ivano OP con Roberto Biagini, con il numero 2 Italo Ser Alberto Garruto, 3 Irish Coffee sì con Filippo Monti, 4 Itaca DB Nicola Salacone, il 5 il signor Wolf Treb con Roberto Vecchioni. La prima fila si chiude qua perché appunto manca il numero 6 di Isabel Rubio. La seconda fila, mentre i cavalli incominciano a muoversi richiamati dalle luci dell'autostart, parte con quello che manca, che era il 7 Inox Gad che non è della corsa, e va al numero 8 Icaro Mo con Alberto Di Chiara. Il numero 9 è I'm Coming Home Antonio Di Nardo. 10 Impero dei Venti Giuseppe Lombardo Junior, 11 Ignis Pax Lucio Becchetti, 12 Italia d'Alvo François Conigliaro. Le quote dicono che il cavallo più appoggiato è I'm Coming Home Antonio Di Nardo, allievo di Alessandro Gocciadoro, interpretato appunto da Antonio Di Nardo, e il contro è il signor Wolf Treb Roberto Vecchioni, in questo momento a 2,5. La macchina sta entrando nella retta dove ci sarà il lancio della corsa e ora accelera e lascia i concorrenti appunto allo svolgimento della corsa. Parte molto bene il signor Wolf dal numero 5 e in breve si impossessa della prima posizione. Dietro di lui Ivano OP con Roberto Biagini, mentre sbottano di galoppo alcuni cavalli, ma fondamentalmente numero 4 il numero Itaca 4 viene DB già squalificato, Itaca squalificato. DB con Nicola Salacone, ma intanto il signor Wolf Treb ha passato i primi 200 Numero metri, 2 se l'è un po' Italo presa Ser e ora Roberto Vecchione squalificato. deve un attimo dominarne gli ardori. Dietro di lui c'è Ivano OP e poi tutto il gruppo che a questo punto è abbastanza allungato. In fondo troviamo quello che è il favorito I'm Coming Home che incomincia la risalita a destra, 400 metri in 36 con Roberto Vecchioni che in qualche modo deve moderare l'andatura del proprio allievo che comunque stiracchia un po'. Se arriva ai 600 metri con le posizioni che rimangono quelle, con un tentativo di risalita in questo momento non particolarmente veloce appunto del favorito I'm Coming Home, entriamo nella retta delle tribune. Numericamente davanti a tutti c'è il numero 5, poi abbiamo l'1, poi abbiamo l'8 numero di 3 Icaro Irish Mo, poi il Confi numero SI 10 di Impero dei squalificato. Venti e poi il favorito che arriva 800 metri in 1, 1 e 7, quindi c'è 4 per la retta delle tribune. Continua la risalita di I'm Coming Home, mentre continua invece la gara in prima posizione del signor Wolf che sta per arrivare al chilometro, sempre seguito da Ivano OP. Chilometro in 1:17,3, le posizioni sembrano onestamente abbastanza ormai fissate, anche se ora si riaccelera, se ne prova a cambiare l'andatura ancora una volta il signor Wolf e si arriva agli ultimi 400 metri con un parziale di 14,7. Effettivamente era visivamente logico anche che si ripartisse un po'. Prova a venire a destra Ivano OP mentre cerca di diventare più incisiva l'azione di I'm Coming Home, che deve andare comunque a destra, quindi andare in terza ruota perché si è spostato Ivano OP. La curva è in 15,1, entriamo in retta d'arrivo, è sempre leader il signor Wolf Treb che prova a controllare la situazione, il palo si avvicina, non sembra intangibile in arrivo, vince il signor Wolf 1,16 per questa seconda corsa, 2,01 e 3, quindi vince Roberto Vecchione con questo allievo di Ciro Di Nardo che l'ha vinta dall'inizio alla fine, un coast to coast del cavallo appunto della proprietà della scuderia Diamonds, allenato a Ciro Di Nardo per questo maschio by Axel Rose e Sinfonia MN che si aggiudica la seconda corsa precedendo il numero 8 di Icaro Mo, il numero 9 di I'm Coming Home e il numero 1 di Ivano OP. Al quinto posto Impero dei Venti con il numero 10.